buongiorno per la 20ª puntata di Sardegna Sacra on the Road. Buongiorno da Ilaria, Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi siamo a Pau, nell'Alta Marmilla, e siamo in compagnia di Giulia Balzano. Più tardi ci raggiungerà anche Maria Cristina Ciccone. Entrambe dell'Associazione Culturale Menabò gestiscono da parecchi anni ormai il Museo di Pau. Quindi oggi una giornata dedicata all'Ossidiana e al Monte Arci. Giulia, dacci un'anticipazione di questa puntata. È un piacere ospitarvi a Pau, piccolo paese dell'Alta Marmilla, come hai detto. Siamo sulla terrazza del Museo dell'Ossidiana, unico museo d'Europa dedicato a questo vetro nero, e peraltro abbiamo un fratello al mondo unico che si trova in Giappone, quindi siete in un posto speciale. È un piacere avervi qui ospiti. Hai anticipato prima, ci raggiungerà la collega Cristina e quindi faremo un po' di museo e un po' di parco dell'Ossidiana. Perfetto, ma tutto questo come sempre lo vediamo dopo la sigla. Dalla terrazza del museo siamo scese nelle sale, fra poco inizieremo la nostra visita accompagnate da Giulia, ma prima facciamo una veloce introduzione. Sapete probabilmente tutti che l'ossidiana è un materiale importantissimo nella preistoria, ne parleremo in modo approfondito, ma non parleremo solo di questo, parleremo anche di geologia. Il Monte Arci è un complesso importantissimo, ma parleremo anche di tante altre prospettive da cui si può guardare l'ossidiana. Quindi a questo proposito vorrei chiedere a Giulia di farci un'introduzione generale anche su questo. È stata una sfida interessante per la nostra associazione Menabò 10 anni fa, quando è iniziata la gestione di questo piccolo museo in Alta Marmilla. Piccolo museo, ci tengo a precisarlo, è un concetto particolare. Vengono definiti piccoli musei a volte periferici, quelli che non sono, anche per dimensioni, chissà quanto grandi, ma lo vedremo attraversando queste sale, che in realtà il Museo dell'Ossidiana di Pau, che sorge nell'edificio di un vecchio asilo vescovile, non è poi così piccolo. Quindi è un concetto un po' particolare quello dei piccoli musei. Sono una sfida interessante perché siamo fuori dalle direttrici principali dei movimenti, anche dei flussi turistici, quelli anche della nostra isola. Abbiamo deciso quasi immediatamente, confrontandoci con la materia ossidiana, di valorizzare di questa materia geologica così significativa anche dal punto di vista archeologico tanti altri aspetti. Quello educativo, quello laboratoriale e didattico, che ci lega in particolare ai bambini e alle bambine, ma più estesamente quelle che sono le potenzialità comunicative di questo vetro nero. Questo ha determinato il fatto che il Museo dell'Ossidiana in questi 10 anni, man mano sempre di più, anche che cresceva la nostra maturità gestionale come realtà, è diventato un po' un luogo di scambio, di incontro, e queste sono parole importanti per noi. Lo vedremo nel corso della visita, sia qua al museo che nel parco. Il vetro nero dell'Ossidiana è una materia di scambio, è stata una materia di scambio in preistoria. Noi abbiamo preso in eredità questo concetto, e quindi ecco che il museo è diventato un luogo di incontri, di esperienze musicali, teatrali, artistiche, espositive. Questo è un valore aggiunto della nostra esperienza di gestione. E tra l'altro il Museo dell'Ossidiana è anche uno dei 2 unici musei al mondo dedicati interamente a questa affascinante materia. Quindi a questo proposito è un'unicità e una ricchezza importantissima. Vorrei chiedere a Giulia come nasce questo museo e cosa è stato fatto in questi ultimi 10 anni anche per far conoscere di più questa realtà. In parte l'hai già anticipato prima, ma magari aggiungiamo ancora qualcosa su questo. Esatto, hai fatto accenno. Nel 2001 apre in Giappone, nel centro di Nagawa, quello che fino ad allora era l'unico museo dell'ossidiana di tutto il mondo. Nel 2010 a Pau
nasce quello che a oggi è l'unico museo d'Europa, il secondo del pianeta. Nasce a seguito di importanti ricerche che l'Università di Cagliari, in particolare il professor Carlo Loulier, conduce sul territorio ancora, quindi è un museo dal punto di vista scientifico che ha un supporto fortissimo. Ha due tagli specifici, uno geologico inevitabilmente e uno naturalmente archeologico. Raccontare l'ossidiana non è semplicissimo, un po' perché è una materia relativamente nota, anche se affascinante, è un po' perché vivere l'esperienza di incontro con l'ossidiana, non sempre potendola toccare, è a volte un limite. Allora, cosa succede? Il museo negli anni ha affinato i suoi strumenti di comunicazione e di relazione col pubblico. Un'attenzione particolare, questo ci tengo a dirlo, il museo l'ha dedicato negli anni in particolare a tutta l'utenza, quindi ai visitatori e alle visitatrici con disabilità sensoriali. Quindi il percorso del museo un po' lo racconta, è iniziato anche da corsi che noi come personale del museo abbiamo condotto, proprio di sensibilizzazione alla comunicazione, e una serie di supporti, quindi dalle didascalie in braille al percorsi e supporti tattili, alle video guide in LIS, quindi disabilità sensoriali particolarmente curate. Questo è un valore aggiunto, ha comportato degli investimenti, ma senz'altro dei riscontri positivi. Benissimo, grazie Giulia. E ora entriamo più nel vivo dei contenuti anche del museo e iniziamo proprio dalla parte geologica, quindi da questo complesso vulcanico del Monte Arci, un complesso molto particolare. Allora avrete l'occasione poi con Cristina di camminare i sentieri del Monte Arci. Approfittiamo soltanto brevemente del fatto che abbiamo una foto aerea che ha il merito di inquadrare completamente il massiccio vulcanico del Monte Arci e ha il merito di restituirlo nella sua imponenza. Noi a volte un po' scherzosamente lo definiamo il monte invisibile della Sardegna perché ha una conformazione a scudo, volendolo descrivere come se fosse una grande collina. La sua altezza massima, lì dove ci sono le Trebine, è poco più di 800 metri sul livello del mare, quindi un rilievo modesto, ha un'importanza però straordinaria perché è l'unica sorgente di ossidiana dell'isola di Sardegna. È appunto, diciamo, un vulcano scudo, ha un'estensione, è uno scudo allungato di circa 150 km quadri, quindi è, ripeto, un massiccio imponente. La foto non restituisce la posizione di Pau perché è un'inquadratura presa da sud-ovest, quindi il piccolo paese di Pau è sul fronte orientale del Monte Arci e guarda in parte alla catena del Gennargentu e a un lembo dall'altopiano della Giara che si vede nella foto. Questo è il monte vulcanico, è il vulcano dell'Ossidiana in Sardegna, dove in 4 punti in particolare, camminando per i suoi sentieri boschivi che sono straordinari a livello dell'Ossidiana, è possibile proprio intercettare questa materia prima. Esposti parecchi blocchi anche di grandi dimensioni di ossidiana, ma nel caso dell'ossidiana del Monte Arci si parla di ossidiane al plurale, giusto Giulia? Spiegaci un po' questa cosa. Esatto, la storia erutiva del massiccio vulcanico del Monte Arci è una storia molto lunga, la parte che ci sta più a cuore perché è quella che ha prodotto le ossidiane inizia più o meno intorno a 3.600.000 anni fa. Allora, sottolineo questo aspetto che è importante perché questo è un museo dove attraverso la geologia raccontiamo il tempo profondo, quello che si misura in milioni di anni, che è davvero difficile anche concepire. Attraverso l'archeologia veniamo più vicini a noi, ma comunque in un tempo antico, quando si inizia a parlare dello sfruttamento di questa materia prima in Sardegna. E se vogliamo parlare di tempi archeologici ci spostiamo agli esordi del Neolitico della nostra isola, quindi a oggi circa 8.000 anni fa. Sono quindi due tempi che si intrecciano ed è affascinante questo aspetto. Hai detto bene, le ossidiane del Monte Arci, perché le eruzioni che hanno prodotto questo vetro vulcanico, che così appare geologicamente, quindi grigio in superficie perché ricoperto da un cortice e brillante all'interno, sono appunto 4 e sono dislocate, noi le chiamiamo le 3 M dell'ossidiana perché sono dislocate nei territori di Masullas, di Marrubbio e di Morgongiori, e poi c'è l'ossidiana di Pau che tra tutte le 4 sorelle, definiamole così, è la più antica. L'eruzione che ha determinato l'origine dell'ossidiana di Pau si data proprio a 3.600.000 anni fa circa. Questa
La vetrina centrale della sala 2 ha il merito di raccontare un po' le ossidiane dal mondo. Quindi è una collezione di ossidiane che arrivano da varie parti del pianeta con una cura particolare alle ossidiane del Mediterraneo. Abbiamo parlato di Monte Arci come unica sorgente di ossidiana dell'isola di Sardegna. Il nostro Mediterraneo centro-occidentale ha peraltro altre 3 piccole isole che hanno restituito ossidiana, il caso ha voluto tutte ricadenti in territorio italiano. La Sicilia conta l'isola di Lipari nell'arcipelago delle Olie e l'isola di Pantelleria, e poi abbiamo la piccola isoletta di Palmarola nell'arcipelago pontino. Queste sono le 4 sorelle ossidiane del Mediterraneo centro-occidentale. Peraltro abbiamo 3 isole greche invece a est, e voglio citare quella di Milos perché si distingue per essere la vera isola nera dell'ossidiana, con le più estese officine di spieggiatura preistorica di tutto il Mediterraneo. Questa collezione però ne racconta molto più ampiamente, vanno sottolineate in particolare le ossidiane dell'Anatolia. Le cito perché hanno delle cromie speciali. L'ossidiana è nota per essere appunto la pietra nera, ma come questa collezione rivela, non soltanto nera è. Le componenti, soprattutto quindi gli ossidi di ferro che la costituiscono, a volte danno proprio delle cromie, delle variazioni speciali. L'ossidiana è un vetro, pertanto è una materia amorfa. Dobbiamo sempre ragionare in una relazione con una roccia vulcanica che ha un valore specifico, trasparenze e cromie del tutto particolari. Rapporto tra l'uomo e l'ossidiana. L'uomo, come abbiamo visto, inizia a utilizzare l'ossidiana nel Neolitico, ma iniziamo proprio dall'inizio. Perché l'ossidiana è così importante nella preistoria? L'ossidiana ha una caratteristica che venne evidentemente scoperta abbastanza presto dalle comunità umane. Già nel Paleolitico, quando si registrano i primi sfruttamenti di questo vetro nero. Qual è questa capacità? Che una scheggia di ossidiana ha i bordi affilatissimi, quindi è uno strumento che si presta a essere impiegato a scopo di taglio in modo particolare. Succede quindi che questa risorsa, tra le altre cose, caratterizzata da un aspetto accattivante, questo non è da dimenticare perché le materie, definiamole rare ed esotiche, hanno una circolazione preferenziale, si inizia a individuarla nelle sue poche sorgenti e inizia quindi una rete di circolazione di questa materia. L'ossidiana sarda inizia a essere lavorata con una certa sistematicità a partire dal Neolitico, quindi 6.000 anni avanti Cristo, quando arrivano tra l'altro in Sardegna le prime comunità neolitiche strutturate, e quindi inizia un'occupazione un po' più stabile e meno episodica e sporadica della nostra isola. In un secondo momento, siamo nel Neolitico medio, 4.500 a.C., se vogliamo dare un riferimento, inizia un discorso ancora più affascinante, e cioè l'organizzazione di una distribuzione dell'ossidiana dall'isola di Sardegna per le sponde del Mediterraneo. Non tutte ovviamente, quelle diciamo più facilmente raggiungibili. Consideriamo che la circolazione delle materie prime in preistoria, nella fase del Neolitico, avveniva, trattandosi poi di isole, via mare. Non c'era l'ausilio ancora della vela, per cui i tratti di mare si attraversavano a braccia, per cui le comunicazioni erano sì possibili, non erano agevolissime. E quindi l'ossidiana sarda, questo va detto, la troviamo servendosi del ponte straordinario della Corsica, che non è soltanto un ponte ma anche una destinazione di scambio. Poi col ponte ulteriore dell'isola d'Elba troviamo l'ossidiana sarda nell'Arco Ligure, Basso Piemonte, Provenza e Catalogna. Parlo di ossidiana rinvenuta in scavi archeologici, inequivocabilmente sarda. Altra cosa particolare, perché non c'è al mondo un'ossidiana uguale all'altra. Sottoposta a un'analisi chimica, ogni ossidiana ci riconduce inequivocabilmente alla sua sorgente d'origine. Quindi oggi è possibile, un po' come distribuendo i sassolini di Pollicino, poter ricostruire le rotte di circolazione della materia prima attraverso proprio i segni e i reperti che troviamo nelle varie aree di scavo. Ecco, abbiamo visto una materia preziosa e che viaggiava anche a lunghe distanze
anche dove non c'erano dei giacimenti di ossidiana. Quindi questo presuppone che tutti coloro che la ricevevano e che la utilizzavano sapessero anche come lavorarla. Questo secondo me è uno degli aspetti più affascinanti, perché ci indica proprio che c'era un codice tecnico condiviso proprio in queste fasi così antiche della preistoria. Giulia, spiegaci un po' meglio questa parte. Questo è vero che è uno dei discorsi più interessanti e affascinanti, tanto più in questi tempi cosiddetti di globalizzazione. Ci viene quasi strano immaginare che in passato, migliaia di anni fa, la materia viaggiasse, ci fossero appunto dei codici e una cultura tecnologica condivisa. Eppure così è, l'ossidiana ne è una chiara dimostrazione. Tanto più vale per l'ossidiana questo discorso, perché stiamo parlando di un vetro che viaggiava, affrontava la navigazione e bisognava garantirne l'integrità di arrivo, ovvero se si imbarca su piroghe e lignee l'ossidiana in grossi blocchi geologici, c'era di sicuro un problema di peso eccessivo. Nello stesso tempo far viaggiare un prodotto finito, quindi di esigue dimensioni ma soprattutto di alta fragilità, avrebbe comportato quasi certamente l'arrivo a destinazione in frantumi. Quindi bisognava risolvere questo problema, un problema che fu risolto egregiamente attraverso la produzione di semilavorati, quindi dei blocchi messi in forma, e la forma era codificata, era la forma di un cono, quindi una base piatta superiore che era il piano di percussione e uno sviluppo proprio a cono. Questo era un supporto che permetteva di affrontare lunghe distanze senza compromettere l'integrità del vetro e nello stesso tempo alleggerire il peso, perché tutto lo scarto rimaneva sul territorio di provenienza. Chi riceveva il semilavorato dall'altra parte del mare è ovvio che doveva conoscere le regole per proseguirne la scheggiatura e arrivare dal semilavorato al prodotto finito. Questo era un presupposto che era soddisfatto nel Neolitico, perché le comunità neolitiche che abitavano gran parte delle sponde del mare Mediterraneo condividevano la medesima cultura. Poteva accadere che chi ricevesse un semilavorato in ossidiana incontrasse per la prima volta la materia ossidiana, ma non incontrava per la prima volta la forma nella quale l'ossidiana raggiungeva queste comunità. La selce e altre materie vetrose condividono le stesse tecniche. La selce è una materia molto più diffusa, quindi era più frequente che la scheggiatura avvenisse con la selce piuttosto che con l'ossidiana. Vale la pena raccontare però una piccola cosa, e cioè che scheggiare una roccia vetrosa piuttosto che scheggiare vetro non è la stessa cosa, e sono certa che le comunità preistoriche avessero incontrato la stessa difficoltà che incontrano oggi gli archeologi sperimentali quando si esercitano prevalentemente sulla selce e poi quando incontrano l'ossidiana di Pau, faccio un esempio perché noi ne abbiamo ospitati diversi, devono imparare a dosare la forza e la precisione dei colpi in un altro modo. Quindi la tecnica coincide, ma la mano deve imparare un'altra delicatezza del gesto. Questo che sto prendendo in mano è proprio un'esemplificazione di un nucleo, quindi di un semilavorato. Questo è un nucleo di attività sperimentale, quindi moderno. Qui ne troviamo uno, voi direte in miniatura, no, è lo stesso oggetto originale, ma ha sfruttato completamente, quindi al massimo del suo sfruttamento. Vedete che la forma coincide, quindi sono proprio dei coni, hanno una base piatta superiore, e queste che voi vedete, spero che l'inquadratura le restituisca efficacemente, sono le tracce dei distacchi delle lame. Quindi se noi pensiamo a un nucleo possiamo pensare a un tesoretto di lame o lamelle, a seconda dei casi, potenziali. Sta poi a chi lo riceve procedere al distacco dello strumento finito. Ma spesso oggi ci viene veramente difficile immaginare come potessero affrontare il mare aperto nella preistoria senza l'ausilio di vele. Allora, questo scopo è un oggetto particolare, ospitiamo nel museo la ricostruzione in scala 1:2, quindi l'oggetto che vedete è l'esatta metà dell'originale, di una delle più antiche piroghe del Neolitico rinvenute in Europa. Questa è stata rinvenuta in particolare in Italia, nel sito proprio del Neolitico medio della Marmota sul lago di Bracciano, dove si sono conservate una serie, in condizioni straordinarie, di piroghe.
rispetto alla meglio conservata è stata ottenuta questa ricostruzione che ci permette di capire come dovesse avvenire, almeno in parte, la navigazione. Ricordiamoci che questo è un tema sottoposto ancora oggi a delle sperimentazioni interessanti. Dobbiamo immaginare nella piroga originale, che era lunga poco più di 10 metri, e quindi dovete immaginarla anche larga il doppio di ciò che vedete e alta il doppio, quasi certamente l'utilizzo di stabilizzatori laterali che permettevano un assetto e una stabilità migliore della piroga in una navigazione di mare, dove c'è comunque un moto ondoso che nei laghi è ridotto, e un allineamento di 7-8 vogatori con il carico di ossidiana. Quindi dobbiamo immaginare queste condizioni non semplici di navigazione, ma una disinvoltura relativa nell'attraversare i mari che comunque permetteva uno scambio abbastanza frequente di materie. Rispetto alla lavorazione dell'ossidiana, che poi approfondiremo tra un po', qui al museo abbiamo un paradosso. Essendo il Monte Arci proprio il luogo della lavorazione, qui paradossalmente abbiamo meno oggetti finiti e più scarti, giusto? Esatto, adesso siamo nella sala archeologica del museo e sembrerà strano, ma sono davvero pochi gli strumenti finiti che sono esposti in questa sala. Questa è una sala che noi chiamiamo proprio la sala degli scarti. Ed è anche questa una sfida espositiva interessante, perché mettere lo scarto al centro dell'attenzione è dal punto di vista sia espositivo che proprio didattico e di comunicazione interessante, perché gli scarti per l'archeologia hanno un'importanza fondamentale, ci aiutano a ricostruire proprio le tecniche di lavorazione, ci danno l'idea dei gesti che gli uomini e le donne artigiani della preistoria compivano per lavorare l'ossidiana. Faccio solo un piccolo esempio: alla mia destra c'è quella che noi chiamiamo la vetrina degli errori. Sono errori compiuti in antico, quindi sono gli errori degli artigiani e delle artigiane della preistoria, e poterli oggi leggere non solo ci permette di ricostruire in parte la vita anche di un'officina di scheggiatura, ma ci aiuta dall'errore a capire la correttezza potenziale del gesto tecnico. Quindi un concetto come lo scarto, un concetto come l'errore, a dispetto delle apparenze, sono straordinariamente ricchi dal punto di vista educativo e comunicativo. La visita al Museo dell'Ossidiana si chiude con un passaggio in quello che noi chiamiamo il corridoio artistico. Un po' racconta la lavorazione esclusivamente moderna dell'ossidiana e quindi anche l'aspetto che simbolicamente questa materia continua a conservare anche a oggi. Quindi è un esempio di oggettistica minuta piuttosto che di sculture di maggiori dimensioni. Queste sono dello scultore oristanese Carmine Piras, che ci portano un po' all'interno delle suggestioni delle superfici vetrose dell'ossidiana. Bene, grazie Giulia. Come avete visto, tutto interessantissimo, vi abbiamo raccontato in modo veramente sintetico, quindi assolutamente per un'immersione totale in questa materia, in tutte queste tematiche, vi invitiamo ovviamente a visitare di persona il museo. E adesso noi stiamo aspettando Cristina, perché ci prepariamo invece a visitare il vulcano spento da milioni di anni del Monte Arci, e quindi a vedere l'ossidiana, diciamo, nel suo ambiente naturale. Eccoci, ci ha raggiunto anche Cristina
e ci siamo, come avete visto, spostate al parco del Monte Arci, dove ora inizieremo questo particolarissimo sentiero. Cristina, spiegaci qualcosa su questo sentiero come introduzione prima di addentrarci. Certo Ilaria, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Eh sì, siamo nel cuore del racconto. Questo è il Sentiero Nero, che è noto fin dalla fine dell'Ottocento, quando il generale La Marmora percorse questi sentieri, appunto, e ebbe la sensazione, che poi descrisse, di camminare su i resti di un'officina, di una fabbrica di bottiglie di vetro, perché questo è, come potete vedere, è un sentiero lastricato di frammenti di ossidiana, di resti, di scarti della lavorazione, che poi andremo a conoscere ulteriormente, che si estende per oltre 1 chilometro, raccontando appunto la lavorazione che è avvenuta qua di questo speciale vetro vulcanico 6.000 anni prima della nostra era. Avete visto, abbiamo percorso il primo tratto di questo magico sentiero e ci stiamo addentrando sempre più nell'area che era interessata dalle antiche officine litiche. E quindi a questo punto vorrei chiedere a Cristina perché hanno scelto proprio quest'area a questo punto. Certo, Ira. Siamo qui, loro hanno scelto quest'area, siamo nel cuore dell'officina, perché alle nostre spalle non possiamo vedere ciò che dopo vi mostreremo, perché c'è la fitta vegetazione, bellissima ugualmente, che copre quindi la visuale, ma alle nostre spalle, a poca distanza, c'è l'affioramento di Perdasurias, che è l'area geologica, cioè un affioramento roccioso di oltre 3 km che si estende verso sud, dove 3 milioni e mezzo di anni fa si è formata l'ossidiana. E successivamente, con le erosioni, gli agenti atmosferici hanno determinato il distacco dell'ossidiana, che era inglobata nelle rocce, e che quindi è scivolata a valle e ha percorso anche questo canale. La zona si chiama Senigeddu perché il canale, il rio che la attraversa è appunto il rio Senigeddu. Il canale ha favorito lo scivolamento, il percorrere appunto della via dai blocchi di ossidiana geologici non lavorati. Allora, per questa ragione, questa è peraltro una delle officine del territorio di Pau, la più estesa, è estesa a circa 20 ettari, ma a lei si accompagnano altre 6 officine, proprio in ragione della quantità di ossidiana presente in questo luogo. Qua ci sono le aree geologiche più grandi di Sardegna e del Mediterraneo, con affioramenti estesissimi e imponenti come quantità di ossidiana, per cui questo era il luogo ideale dove trasformare la materia prima. Ce n'era tanta e quindi era il posto più favorevole. Al museo abbiamo già introdotto il tema della lavorazione e il concetto di semilavorato, che nella lavorazione dell'ossidiana è molto importante. Ora che siamo nelle officine, entriamo più nel dettaglio delle tecniche di lavorazione dell'ossidiana. Certo, Ilaria, siamo appunto nel luogo in cui tutto è avvenuto. Quindi cosa succedeva qui? In questo luogo veniva trasformata l'ossidiana da materia geologica, quindi da blocco, da pietra, come tante ne vediamo attorno a noi, in un oggetto, come dice Ilaria, semilavorato. Cosa significa? Che non era l'oggetto che veniva prodotto qui, il prodotto finito, destinato ad essere utilizzato come strumento, ma un prodotto intermedio tra il prodotto grezzo, geologico, e il prodotto finito. Perché questo? Perché
E come abbiamo già scoperto, l'ossidiana è un vetro e quindi in quanto tale lo sperimentiamo tutti i giorni, è fragile, si può rompere. Quindi portare al di fuori del Monte Arci e quindi in tutta la Sardegna, da Sassari, ci avete fatto scoprire in questi giorni quanto è grande e quante località, no? Anche di interesse archeologico ci siano, e in gran parte di quelle che avete visitato anche voi è stata ritrovata l'ossidiana. Allora, tutta l'ossidiana che viene trovata, che è stata trovata nel corso degli scavi in Sardegna, viene da qua. Come poteva essere portata in quei luoghi? Quasi certamente veniva portata non sotto forma di strumento finito, che fosse un raschiatoio, una lama, una punta di freccia, ma sotto forma di semilavorato. Quindi un prodotto intermedio, quello che già avete conosciuto al museo, che consentiva nel villaggio collocato a grande distanza da questi luoghi di staccare, di asportare delle lame, delle schegge inizialmente e delle lame successivamente. Questa è una scheggia che viene staccata in fase iniziale e reca ancora la buccia, il cortice tipico della materia prima, quindi permette di staccare schegge e lame che successivamente verranno trasformate in strumenti archeologici, col grande vantaggio che questo oggetto più compatto, consistente, subirà meno danneggiamenti nel corso del trasporto. E quindi ora andiamo a vedere perché potevano lavorare l'ossidiana in questa maniera. Non è possibile scheggiare tutte le pietre e ricavare lame o oggetti, pezzi affilati di materia prima, non puoi farlo con tutte le pietre. Con l'ossidiana questo è possibile perché, come abbiamo già scoperto, l'ossidiana è un vetro, non è simile a un vetro, è un vetro naturale che ci regala il vulcano. In quanto vetro ha una struttura amorfa, cioè non ha un reticolo cristallino, non ha un reticolo di cristalli, perché il raffreddamento rapido della lava ha fatto sì che questi non si formassero. Cosa comporta questo? Che alla fisica, cioè quando subisce un colpo l'ossidiana, che sia attraverso una percussione o diretta, quindi utilizzando per esempio una pietra o un materiale più tenero come un legno, o a una percussione di tipo per esempio indiretto, cioè quando vado a colpire l'ossidiana attraverso uno strumento intermedio tra il percussore e la pietra, l'ossidiana si comporta come se fosse un liquido, vale a dire che si rompe in due elementi attraverso una frattura che chiamiamo concoidale, perché ricorda la conchiglia, il guscio di una conchiglia, la parte interna concava, e si rompe esattamente in due parti. Questa prerogativa ha consentito agli abitanti del Neolitico, che appunto in quella fase hanno utilizzato l'ossidiana in Sardegna, di prevedere cosa avrebbero staccato nel momento in cui andavano a colpire l'ossidiana. Quindi questa caratteristica ha consentito la produzione di semilavorati di questo tipo, dove, come vedete, a partire da una sbucciatura iniziale si va a togliere la buccia esterna. Il blocco ovviamente inizialmente avrà avuto una sua forma irregolare. Lo scopo della lavorazione era trasformare il blocco geologico irregolare in un blocco di questa forma, grosso modo un cilindro, dove un tronco di cono, alle estremità vengono ricavati questi solchi che corrispondono ciascuno allo stacco di una lama. Successivamente questo elemento andava portato nei villaggi e lì proseguiva la lavorazione in una maniera prevedibile anch'essa, cioè a partire da queste costolature esterne venivano staccate ulteriori lame, in modo che il nucleo veniva praticamente sbucciato come una sorta di carciofo, finché tra le mani non rimaneva niente, ma gli abitanti del villaggio avevano a disposizione anche un centinaio di lame da un unico blocco. Questo è il grande vantaggio della caratteristica dell'ossidiana, di poter essere lavorata in questa maniera, e appunto per produrre elementi estremamente taglienti e affilati. Abbiamo detto che l'ossidiana in quanto vetro si comporta come un liquido, no? E qui lo vediamo perfettamente. Guardate queste due schegge e vedete osservate le onde che si propagano attraverso il pezzo. Potete individuare il punto di origine
di queste onde, che corrisponde al punto dell'impatto, dove una mano preistorica, peraltro, perché queste sono schegge antiche, non le abbiamo prodotte noi in questo momento, ma fanno parte dell'area archeologica, si vede proprio dove sono state colpite in questa posizione estrema. Da qui parte tutto e osservate i cerchi concentrici che si diramano fino alla estremità opposta dell'oggetto, a segnare quindi il percorso fatto dall'energia esercitata da una mano attraverso l'uso di uno strumento che appunto è andato a colpire il blocco di partenza dal quale staccare queste lame. Questi segni per noi sono importantissimi perché sono diversi a seconda dello strumento, dei materiali che sono utilizzati per la loro realizzazione. Appunto, se colpisco l'ossidiana con una pietra, queste onde avranno forme e dimensioni particolari. Se colpisco invece attraverso uno strumento più tenero, che può essere appunto un legno, o addirittura attraverso una tecnica diversa, quindi legno più corno di cervo come abbiamo visto prima, questi segni sono ancora diversi. Per cui questi scarti di lavoro che sono nell'area archeologica, benché scarti, per noi sono importantissimi perché ci permettono di ricostruire i gesti che sono stati realizzati 4500 anni avanti Cristo in questo luogo. Ecco, come avete capito, quindi in questo sentiero letteralmente possiamo dire che si cammina sopra reperti archeologici e quindi qua c'è tutto un importante discorso anche di sensibilizzazione e di educazione da fare, giusto? Eh sì, Ilaria, perché in effetti la percezione per noi è il nostro lavoro, quindi ovvio Certo. che sappiamo di cosa stiamo parlando. Però ci capita spesso che quando accompagniamo le persone in visita la sensazione sia che ce ne sia così tanta che quasi a portarsene via un pezzetto non succede niente, tanta è la quantità. In realtà non è così, appunto in primo luogo per la ragione che hai detto tu, ognuno è un reperto archeologico, quindi proprio il fatto che ce ne sia una quantità così immensa è questa la caratteristica di questo luogo che lo rende speciale al mondo. E ogni pezzo però deve stare qua, perché per soddisfare il nostro piacere magari di portarci via un pezzetto e tenercelo sul comò o sul caminetto, andiamo a deturpare, ovviamente a deteriorare un'area che ha il suo valore proprio in questa quantità, dove ogni reperto racconta una storia, come abbiamo potuto vedere prima, nel senso che ognuno è in grado di dirci, di raccontarci, dietro ognuno c'è le mani di una persona che 4500 anni avanti Cristo o poco dopo lo ha realizzato. Questo è il valore fortissimo, per cui le persone devono veramente comprendere che la specialità di questo luogo è data dalla sua unicità anche in ragione della quantità dei reperti archeologici. Io dico qualche volta per far comprendere, come se camminassimo su una distesa di monete. Capireste che è pazzesco, che è un tesoro pazzesco, ma capite che a portarne via una, portate via una che fa parte di un contesto che ha senso in quanto tutto insieme. E la stessa cosa è per questi strumenti, per questi oggetti. Ognuno è un reperto archeologico e quindi deve stare qua. Grazie Cristina, quindi insomma è, diciamolo pure a chiare lettere, oggi fortunatamente è vietato quindi raccogliere l'ossidiana da queste aree protette. È proprio vietato, all'inizio del sentiero viene ben spiegato appunto le ragioni che abbiamo condiviso, viene spiegato perché abbiamo bisogno anche di regole e di sanzioni per rispettare le regole, lo facciamo col codice della strada e lo facciamo nella vita di tutti i giorni, le regole servono per il vivere sociale, quindi per il rispetto e la tutela di questa materia prima è vietato in questo comune ma anche in altri nel territorio, a Masulla, San Marcongiori, la raccolta di ossidiana, non si può portare via l'ossidiana dal Monte
Monte Arci è vietato e ci sono delle sanzioni che sono pecuniarie prevalentemente. Noi facciamo appello chiaramente alla sensibilità, senso. però sappiate anche che ovviamente ci sono dei controlli, non possiamo farne a meno, ecco, laddove non nasce spontaneamente, ovviamente sono necessari dei controlli che vengono effettuati dalla Guardia Forestale, dai Carabinieri, che ovviamente hanno il diritto di verificare che non portiamo via materiale da questo luogo da proteggere. Ecco, abbiamo terminato la nostra escursione nel sentiero di Sascaba Grobina, il nome in sardo proprio di questo sentiero, che come vedete appartiene alla rete dell'UNESCO Global Geoparks. Eh sì, Sascaba Grobina è il sentiero, quindi la strada in salita del colore crobino, quindi nero come le ali di un corvo, e lei è Saperda Grobina, per noi l'ossidiana. Ed eccoci, siamo usciti dal sentiero e siamo nella nostra terrazza panoramica, da dove possiamo ammirare la piana del Campidano e Perdasurias, il costone roccioso di cui vi parlavo in passeggiata, che è appunto l'area geologica di affioramento dell'ossidiana. Da lì, attraverso l'erosione che, come abbiamo detto, per milioni di anni ovviamente ha agito sull'affioramento, l'ossidiana si è staccata dall'affioramento primario e ha rotolato per depositarsi leggermente più a valle ed essere quindi a disposizione delle comunità che l'hanno scoperta e l'hanno lavorata. Naturalmente il fenomeno è più di ampia portata, attraverso gli studi delle persone, appunto, che attraverso i nostri colleghi, insomma, che hanno studiato la tematica ossidiana, si è potuto scoprire che l'ossidiana viene trasportata, l'ossidiana di Pau, di Perdasurias, che è a una delle quote più elevate, anzi la quota più elevata di tutti gli affioramenti del Monte Arci. Siamo a circa 700, anzi a 709 metri di altezza, noi qua siamo a circa 600, lì 709. Da lì sopra, quindi la forza del rotolamento è elevata, attraverso il ruscellamento blocchi di ossidiana di grandi dimensioni sono arrivati fino alla piana del Campidano, quindi attraverso Mogoro, San Nicolò Arcidano, sono arrivati fino a valle, a disposizione quindi delle comunità che nel periodo neolitico, necessariamente essendo noi un'isola, sono arrivate via mare e quindi dal Golfo di Oristano hanno trovato a brevissima distanza già blocchi di ossidiana rotolati e quindi arrotondati nella loro forma, quindi noi possiamo riconoscere che sono blocchi che provengono dalla parte bassa, appunto della pianura, e non dalla parte a monte. L'hanno scoperta e l'hanno lavorata. Quindi insomma, dalle ricerche archeologiche oggi sappiamo che in un secondo momento, da questi blocchi che abbiamo detto che arrivavano in modo naturale fino a valle, le comunità si spingono poi sul monte per andare a ricercare quelli che erano i giacimenti primari dell'ossidiana. E come mi stavi dicendo, Cristina, dalle ultime ricerche sappiamo anche che probabilmente c'erano delle comunità stanziali qui sul Monte Arci dedite proprio a questo tipo di lavorazione. Certo, come tu ben sai, Ilaria, in archeologia lavoriamo con le ipotesi, non ricostruiamo, non abbiamo mai la pretesa di costruire la storia con la S maiuscola, ricostruiamo storie possibili, plausibili, che in base ai dati scientifici e alle ricerche hanno una logica, si sostengono e quindi ve le possiamo proporre. E quindi in conseguenza di questa necessità di avere dati scientifici che le supportino, la storia è sempre in evoluzione, basta una nuova scoperta e la storia a volte va rivista, va riscritta. Quindi anche in questo caso il punto di forza indubbiamente del Museo dell'Ossidiana è certamente che c'è una base di ricerca fortissima data appunto dal direttore del museo, che è un professore universitario, e quindi da tutto il gruppo di lavoro che continuamente ancora oggi fa le proprie ricerche. Ed è proprio di recente uscita appunto una
articolo che ci permette di aggiungere un tassellino alla conoscenza dell'uso di questo territorio, cioè è stata trovata già ormai da 20 anni un'area archeologica che è una necropoli, cioè un'area di seppellimento in una grotticella. E nel corso del tempo ci sono stati realizzati una serie di studi su tutti i materiali rinvenuti. Lo studio più recente e di dettaglio riguarda proprio le ossa, i frammenti ossei in realtà che sono stati trovati in questa grotta, oltre 50.000 piccolissimi frammenti che hanno richiesto quindi già in fase di scavo una lentezza di recupero del materiale per non perdere le informazioni e poi uno studio successivo ugualmente lento e dettagliato che però oggi ci permette di raccontarvi che in quella grotticella sono stati seppelliti nel corso di circa 2000 anni almeno 24 individui, che sono tanti, tra l'altro di età compresa dai 0, in quanto di pochi mesi, a circa 55 anni, con almeno 7 bambini. Qualche donna, almeno una sicuramente, forse 2. Allora questo consente oggi di proporre timidamente una lettura appunto del tipo che ci fosse una comunità stanziale. Che sarebbe stata qua probabilmente proprio in virtù della presenza degli affioramenti di ossidiana, della materia prima, e non è molto distante perché subito sotto appunto le pendici di Pertasurias è località che si chiama Suvorru des Insurrectus, la grotta dei pipistrelli, che appunto ci permette di proporre questa lettura, che per noi è molto interessante perché ovviamente significa per noi poter andare a fare ricerche ulteriori rispetto al tema di chi si approvvigionava di questa materia prima. Venivano da valle temporaneamente, periodicamente a prendere l'ossidiana e poi la facevano circolare, oppure stavano qua le comunità stanziali e avevano invece, tra virgolette, chiamiamolo un controllo. Ecco, questo è un altro dei filoni di ricerca che appunto vogliamo assolutamente perseguire per poter poi raccontare un altro pezzo di storia. Siamo fuori dal Museo dell'Ossidiana e siamo arrivate anche alla fine di questa puntata, quindi io ringrazio Giulia e Cristina per questa bellissima giornata insieme e sono molto felice insomma di aver incluso il Museo dell'Ossidiana in questo viaggio on the road, perché appunto è un luogo a cui noi stesse, anche Adriana, posso parlare anche a nome suo in questo caso, siamo molto affezionate. Quindi davvero grazie ragazze. Grazie a voi e invitiamo le persone a raggiungerci ogni volta che sarà possibile. È un periodo un po' particolare questo, il Museo dell'Ossidiana è aperto attualmente mercoledì, giovedì e venerdì. Siamo chiusi il fine settimana, quindi il museo sarà chiuso il sabato e la domenica, speriamo che questa cosa si risolva presto, ma sono aperte le attività al Parco dell'Ossidiana. E certo, vi consigliamo ovviamente di farci una telefonata o di contattarci ai nostri indirizzi email che trovate in rete, quindi su Facebook e quindi nel nostro sito www.museossidiana.it, che siamo più sicuri tutti quanti, e quindi chiamate, prenotate e vivremo insieme a voi anche l'esperienza che abbiamo potuto vivere oggi insieme a Ilaria e Adriana. Grazie. Ecco, troverete i riferimenti anche nella descrizione di questo video. Bene amici, siamo arrivati veramente alla fine. Vi ricordo che domani c'è l'ultimissima puntata, ultimissima per questa edizione. Non sappiamo, come abbiamo detto anche nella diretta di stamattina, non sappiamo cosa succederà dopo,
Quindi intanto noi vi diamo appuntamento a domani come sempre per la diretta delle 8. Vi ringraziamo per averci seguito anche in questa puntata, ringraziamo tutte le persone che ci stanno seguendo e che commentano i nostri video e tutti coloro che ci sono stati vicino e ci hanno supportato anche economicamente con le donazioni che ci permettono di coprire tutte le spese vive di questo viaggio. Ringraziamo anche il nostro sponsor Macocco e vi ricordiamo che anche con l'acquisto delle t-shirt e dei gadget supportate economicamente il nostro progetto. Bene, da Pau è tutto per il momento e ci vediamo domani mattina. Vi salutiamo. Ciao! Ciao!